continua il nostro tour qui a Bologna, alla Fiera di Bologna, e siamo in compagnia di Gianni Strazzacappa di Vignaroda. Vignaroda, perché con te abbiamo fatto qualche anno fa, eravamo in un periodo purtroppo di cui è ricorso l'anniversario proprio in questi giorni, un periodo non troppo bello, che però io ricordo piacevolmente proprio per la chiacchierata con te, in cui mi hai fatto percorrere un po' dei Colli Ugani attraverso i tuoi vini. Certo, sicuramente, forse in quell'occasione mi ricordo fossero dei vini rossi, mentre qui oggi mi piacerebbe farvi conoscere l'aroma 2.0, che è un moscato secco fatto con moscato bianco e che è uno dei vitigni comunque identitari della zona dei Colli Ugani. Sentiamo spesso parlare di moscato, però qui siamo un moscato secco, quindi non abbiamo quel retrogusto un po' dolce, qui siamo più su un vino. È un vino che dedichiamo soprattutto all'aperitivo oppure anche al pranzo, ma con piatti a base di pasta, di riso o comunque piatti dolci, pesce, crostacei. Che annata siamo qui? Questo è un 2023 e siamo a 12 gradi e mezzo. 12 gradi e mezzo. Però questo vino possiamo anche tenerlo, dimenticarcelo un attimo. Assolutamente sì, abbiamo recentemente fatto delle degustazioni appunto di moscato dei Colli Ugani e abbiamo provato vini anche di 10-12 anni fa con un risultato assolutamente strepitoso. Quindi assolutamente sì, è un vino che può invecchiare e migliorare. Quindi io direi andiamo a fare un giro sui Colli Ugani, andiamo a trovare Vignaroda e magari ci facciamo servire qualche annata storica, va bene? Assolutamente, assolutamente, ben volentieri. Bene. Cin.